Ben ritrovati sul nostro canale. Oggi, come ogni venerdì, dedichiamo un video ai lavori che stiamo facendo, ai lavori un po' più simbolici del periodo. E oggi andiamo a dedicarci alla concimazione di un nostro vigneto. Adesso noi siamo in un vigneto di rondinella che sta iniziando a invaiare ed è il momento giusto da intervenire col solfato di potassio. Noi ormai ci troviamo bene da qualche anno a usare in questo periodo, da invaiatura in poi, e questo concime è un concime molto solubile che consente la concentrazione poi degli zuccheri una volta assorbito dalle radici ed è un tipo di concime subito disponibile che quindi poi conferisce qualità alle nostre uve. Noi abbiamo già acceso l'impianto irriguo da qualche ora in modo tale da preparare fresco il terreno per diciamo, ricevere meglio il concime. Adesso dovrebbe arrivare il papà che ha preparato la botte e l'atomizzatore che usiamo per fare i trattamenti. All'interno in questo caso ci ha aggiunto appunto questo concime e attaccheremo l'atomizzatore al filtro dell'acqua in modo tale poi da distribuire il concime al nostro vigneto. Ecco, questo è un lavoro che attraverso le ale gocciolanti si può fare anche in più volte all'anno. Noi è la seconda volta che diamo questo concime di quest'anno. Chiaramente l'abbiamo fatto qualche settimana fa, inizio invaiatura, e adesso sta proseguendo appunto questo processo di invaiatura, per cui lo facciamo per una seconda volta e sarà l'ultima di quest'anno. Perché? Perché quest'anno ha piovuto molto e questo lavoro è possibile solo se si dà acqua, quindi se si irriga, e stiamo cercando due parentesi dove poter distribuire acqua senza danneggiare l'uva, senza dare eccessi di acqua. Negli anni quelli più siccitosi, dove si irrigano un po' di più a goccia le vigne, soprattutto come in questo caso vigneti abbastanza giovani, cosa succede? Abbiamo la possibilità di gestire meglio questo lavoro e magari diluiamo questo concime in più riprese. Adesso abbiamo usato un sacchetto da 25 kg, ne abbiamo già usato un altro 25 kg e magari quest'anno lo facciamo così, in due parti, 25 e 25. In altri anni magari abbiamo fatto 12, 12, 12 e 12, quindi 4 volte, in modo tale da fornire in modo più mirato, in modo più soft, diciamo, il concime, in modo tale che venga ben assorbito dalle piante. Ecco, noi adesso siamo in un appezzamento di circa 2 ettari, però noi vogliamo concentrare questa concimazione solo su un ettaro, che è quello che ha necessità realmente di questo trattamento, per cui con un sistema abbiamo chiuso una parte e tenuto aperta un'altra parte a cui appunto stiamo distribuendo l'acqua, e poi andremo a fornire il concime. A questa parte abbiamo già dato, come ho detto, i 25 kg prima, adesso daremo i 25 kg oggi, quindi in tutto andremo a distribuire un totale di 50 kg di potassio per quest'anno. Allora, l'obiettivo è quello di andare a caricare quello che abbiamo nell'atomizzatore, quindi l'acqua più il concime che andiamo a distribuire con le manichette, attraverso la pompa dell'atomizzatore, pomparlo nel filtro, e poi il filtro andrà a spingere appunto nelle ale gocciolanti questa miscela, che creerà più vigoria, quindi soprattutto più qualità, più grado zuccherino alle uve. Allora, abbiamo collegato il tubo da un lato all'uscita della pompa, quindi alla mandata, spingerà l'acqua verso questa parte del tubo che verrà collegato al filtro. Ecco, adesso dobbiamo inserire il tubo in questa parte e stringere la fascetta in modo tale che non scappi via, perché qua l'acqua ci avrà una bella pressione che potrà essere regolata anche dai giri del motore. Adesso, prima di mettere in moto il gardano, apriamo il rubinetto della mandata della pompa in modo tale che dopo l'acqua è libera di essere pompata, e poi apriremo l'altro rubinetto attaccato al filtro, così c'è proprio via libera per andare in filtro da parte dell'acqua.
Adesso noi abbiamo aperto l'impianto e quindi adesso è in pressione, quindi vuol dire che dal tubo di mandata del consorzio l'acqua arriva al filtro. Non ci resta che adesso pompare l'acqua dall'atomizzatore al filtro, chiaramente l'acqua a cui abbiamo aggiunto il concime per far sì che appunto aumenti il grado zuccherino. Ecco, adesso allora apriamo l'ultimo rubinetto, questo qua è quello attaccato al filtro, in modo tale che l'acqua possa passare. Adesso accendiamo il trattore, ecco, affinché l'acqua venga pompata dalla pompa dell'atomizzatore verso il filtro e non viceversa, cioè che dal filtro vada verso l'atomizzatore, chiaramente deve esserci un delta di pressione, quindi l'atomizzatore deve generare una pressione più alta, quindi l'acqua che è all'interno della pompa dell'atomizzatore deve avere una pressione più alta rispetto a quella del filtro. Il filtro viaggia dai 2 qualcosina di atmosfere di pressione. L'atomizzatore l'abbiamo messo poco sopra i 5 e per cui con questa differenza è già sufficiente affinché vada nel filtro. Adesso andiamo nel vigneto e vi facciamo vedere come l'acqua cade appunto giù dai gocciolatori, dall'ala gocciolante, e vedete un po' che effetto viene fuori in vigna. Ecco, allora adesso qua siamo direttamente nel vigneto, abbiamo le ale gocciolanti come avete visto nei vari video appese affinché riusciamo a fare il disarmo meccanico, e ogni 50 cm ci sono dei fori da dove appunto gocciola l'acqua. In questo caso è un'acqua arricchita appunto dal concime, come vi abbiamo spiegato. In questo caso il terreno è già abbastanza umido perché noi abbiamo acceso l'impianto già da qualche ora, in modo tale che il terreno sia all'umidità corretta da ricevere il concime, in modo tale che sia già una temperatura abbastanza fresca del terreno, che così il concime non evapori e soprattutto ci abbia già una direzione verso l'apparato radicale, dato dal fatto che c'è già entrata dell'acqua nel terreno e il concime venga veicolato in modo migliore. Più o meno la botte ci metterà un'oretta a svuotarsi all'incirca, adesso vedremo, casomai potremo andare a alzare ulteriormente la pressione se vediamo che ci mette troppo, e dopodiché noi chiuderemo il collegamento e lasceremo gocciolare ancora per qualche ora. Ecco, noi abbiamo scelto questo concime, oltre per le proprietà organolettiche, ci troviamo bene da qualche anno che lo usiamo, anche perché è molto solubile in acqua e questo ci consente di non avere rischi che si bloccano le ale gocciolanti, non si ostruiscono questi fori che sono molto piccoli. E anche per questo motivo noi, una volta finito l'acqua con il concime, lasciamo ancora drenare ancora acqua nell'impianto per un paio di ore almeno, in modo tale che si ripulisca bene tutto il sistema, tutto l'impianto, tutti i fori, e non si creano calcare, non si creano delle sporcizie che magari si incrostano e poi prima della prossima irrigazione magari si riesca a fare del tappo e eventualmente darci dei problemi. Ecco, questo sistema ci consente di risparmiare delle notevoli quantità di acqua perché chiaramente andiamo a mirare l'irrigazione nel sottofila, non andiamo mai a bagnare la parte qui centrale tra una fila e l'altra, ma concentriamo appunto nel sottofila e in questo caso l'impianto è regolato per 2 litri ora di acqua per ogni foro. Chiaramente, come abbiamo spiegato in altri video, noi ci troviamo molto bene con questo sistema a goccia perché mentre si può irrigare, cioè mentre si irriga, si possono svolgere altre mansioni in campo e quindi si riesce a ottimare i lavori, le giornate e le varie mansioni che si devono fare in vigna. Ecco, va da sé che andando a concentrare l'acqua solo nel sottofila, nelle stagioni molto secche, non come quest'anno, ma nelle stagioni molto secche come magari le ultime 2, ci dà una mano ulteriormente questo sistema, perché non andando a bagnare qua al centro l'erba è messa un po' in difficoltà nella sua crescita. Quest'anno invece è cresciuta molto perché sono state abbondanti piogge, ma negli anni più secchi appunto fa fatica a rigenerare l'erba e quindi dobbiamo fare meno passaggi con il trincia, quindi vuol dire gestione più semplice del vigneto, dell'erba, meno umidità e quindi poi un risultato migliore anche in termini di dispendio di energia, di forze, di tempo, di usura dei macchinari, e quindi sicuramente un metodo vincente anche per questo piccolo aspetto.
Questo è un sistema abbastanza sofisticato da distribuire l'acqua. In un'annata abbastanza piovosa come quest'anno non abbiamo quasi mai irrigato. Adesso stiamo facendo questo sistema irrigazione dove sono 20 giorni più o meno che non piove. E non ci sono grossi stress idrico, è vero, non c'è grosso stress idrico, però abbiamo deciso di intervenire adesso soprattutto per dare il concime, per cui uniamo un po' entrambe le cose, diamo qualche ora di acqua, diamo il concime e diciamo che riusciamo a non dargli troppa acqua. Proprio con questo sistema riusciamo a calcolare bene quanti litri ettaro vanno impiegati, quindi non ci sono rischi di dare troppa acqua, e allo stesso tempo abbiamo il risultato di dare una concimazione mirata alle radici. Ecco, con questo sistema riusciamo a dare la stessa quantità di acqua a ogni vite, a ogni ceppo che è presente all'interno dei nostri ettari. E ovviamente ci sono degli investimenti da fare, avete visto nell'impianto nuovo che abbiamo fatto, abbiamo messo giù il tubo sotterraneo, filtro, tutta la distensione delle ali, quindi sicuramente ci sono degli investimenti a monte da fare e sono ingenti. Il risultato è appunto quello poi di una gestione più mirata, più precisa, un po' più scientifica anche dell'acqua, che coi tempi che corrono male non fa. Ovviamente se vogliamo paragonarla all'opposto di questo sistema, l'opposto è magari l'irrigazione a scorrimento, dove si usa grosse quantità di acqua e non c'è questa autocompensazione, perché ovviamente voi immaginate quando tirate su la paratoia dal canale, dalla canaletta, le prime viti, i primi ceppi di questo flusso di acqua viene inondato in modo anche eccessivo, sicuramente eccessivo, le ultime forse non arriva quasi mai l'acqua se c'è un terreno magari ghiaioso. Con questo sistema invece andiamo si autocompensa e quindi distribuisce in modo corretto la quantità di acqua in modo equilibrato, che così tutti i ceppi bene o male riescano ad assorbire la stessa quantità di acqua. Ecco, adesso abbiamo dato un'occhiata che tutto l'impianto sia in funzione, che lavori in modo corretto. Adesso andiamo a dare un'occhiata all'atomizzatore, a vedere a che livello è, vediamo se alzare o no la pressione per velocizzare un po' le operazioni. Abbiamo un po' adesso controllato quanti minuti sono passati, in modo tale da avere una stima un po' più precisa di quanto ci metterà a fare questo lavoro, e eventualmente andremo appunto a regolare la pressione. Noi ci vediamo il prossimo filmato, il prossimo venerdì. Continuate a seguirci, cliccate sulla campanellina per avere le notifiche dei nuovi filmati, e ci vedremo il prossimo venerdì.